Silenzio. Prego, prego. Per evitare confusioni. Amici di Bella Sicilia in diretta da Sinagra per la festa delle patate. Il prezioso frutto della terra sta per essere distribuito in vari modi. Abbiamo gnocchi, abbiamo patate bollite, pane di casa, patatine fritte ed anche del salame. Ed una grande macchina organizzativa, una grande tradizione in questo angolo del borgo di Sinagra, qui, dove tra poco pranzeremo all'ombra di questi alberi, circondati da una natura davvero rigogliosa e piacevole. E qui le temperature sono leggermente più gradevoli rispetto alla costa. Cosa ne pensate di un piatto del genere, amici di Bella Sicilia? Lasciatelo scritto nei commenti. Ok? Allora, se voi scorrete, Siamo in diretta su Bella Sicilia. Buonissime le patate, venite ad assaggiarle. Allora, questo piatto da cosa è composto? Avviciniamoci. È composto da gnocchi di patate, patate fritte, patate bollite, patate fatte a forno, patata insalata, tutto a base di patate, più il salame di Sant'Angelo, più i bacconcini di Ficarra. Buon pranzo a tutti gli amici di Bella Sicilia. E guardate che pentolone pieno di gnocchi al sugo. E vediamo la composizione dei piatti. Ed ora vi facciamo vedere anche dove pranzeremo. Ed anche la buona musica che tra poco coinvolgerà i presenti. Grazie a Michelangelo da Amsterdam. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che stessa non sai. Buon pranzo a tutti. Bene così, a così grande, a così grande, a così grande. Grazie degli applausi. Complimenti, complimenti. Una piccola pausa. Salutiamo Simone, Nino, Giuseppe, Daniele, Filippo, Yolanda.
E tutti gli amici di Bella Sicilia in diretta collegati. Ci troviamo, lo ripetiamo, a Sinagra per la festa delle patate. Ed ora un pranzo speciale, a base di questo prezioso frutto della terra, servito in diversissimi modi. Abbiamo realizzato tantissime interviste, immagini e testimonianze che vedrete prossimamente sulla pagina di Bella Sicilia, su Onda TV e su tutti i social del gruppo Comunicare 24. Quindi seguiteci per tanti approfondimenti dedicati a questa giornata.